Per lunedì prossimo rispondete con un lavoro di gruppo a questa domanda: si può fare storia osservando gli edifici intorno a noi? Cosa si è sognata la prof questa notte? Perché c'è dato un lavoro così difficile? In poco tempo. Dai, qualcosa bisogna trovare, iniziamo a guardarci intorno. In realtà abbiamo scoperto molti edifici con tanta storia a pochi passi dalla nostra scuola. Ecco cosa abbiamo scovato. Al di là del ponte pedonale, in via Lungomeschio, si vedono i resti di un edificio distrutto da un incendio. Il 18 agosto 2015, verso le 19, un fulmine colpì l'ex mulino I Bruni. I solai in legno e i materiali contenuti aiutarono il fuoco a distruggere completamente l'edificio. Perché si chiama ex mulino Bruni? Fin dal 300 in queste zone è attestata la presenza di mulini da macina, da sega, da maglio. La zona si chiamava Scessor, luogo dove si chiudono le acque, ad indicare le chiuse, le chiaviche poste lungo il Meschio. Questo mulino nel corso del Novecento divenne di proprietà del signor Bruni e così chiamato. Si trattava di un mulino per macinare il grano. Come andava la produzione? Ben dai. Seme, so qua perché? Dove macinar sto grano? Quanti chili io? Ben sento chi? Quanti scrivo io? Ben 2,50 al chilo. Oh, per tutti i santi del paradiso, se proprio morti di fan. Cos'è che ti dici che significa l'università in Meschio? Ma va, che se mi vai la Beppi me fa manco. Beppi al te fa minimo 4,50. Va ben dato che si conoscono da tanto tempo. Quanto è ora? Vendo che siamo buoni. Aspetta che mi consulte con me compare. Guarda che per me è massa. Anche per me, proviamo a farlo sbassare, va. Basta un centino. No, cosita basta. Sbassa. Per me andava ben cosita, per loro no. Anche per me, ma ne serve Sky. Pensa se mi in tempesta. Va ben dai. E ho deciso che mo? Ben 1,50. Fatta? Fatta. Istruito Bon. nel col grano. Buon, saluti. Stai vedendo? Nei mulini l'acqua arrivava da una canaletta. All'altezza di una chiusa l'acqua del fiume veniva deviata in essa e faceva muovere una pala. Attraverso una serie di bracci ed ingranaggi il movimento rotatorio si trasformava in modo da muovere le macine. Cos'è questo rumore? È il mulino moderno, una turbina che viene azionata dalla forza dell'acqua, che la trasforma in corrente elettrica. Guarda, uno scivolo! Per gettarsi in acqua e fare il bagno. Anche questo è un fatto molto antico, è un lavatoio, le lavatrici delle nostre bisnonne. Fino a metà del secolo scorso le donne si recavano al lavatoio per lavare i panni. Sempre qui ci si trova. Buongiorno, tutto bene? Si va avanti. Avete sentito cosa è successo stamattina? No, siamo curiose, raccontateci. Oggi abbiamo visto Carlotta, la figlia di Maria, al lavatoio che piangeva disperata. Ma perché piangeva? Maria l'aveva mandata a lavare i panni. E tornata a casa, la povera Carlotta si è sentita le urla e i rimproveri della madre. La biancheria non era pulita.
È venuta al lavatoio, ce l'ha messa tutta per lavare bene i panni. Ma tornata a casa, altra sgridata e altro ritorno al lavatoio. Così per 7 volte. Di sicuro non aveva ribaltato la biancheria. Continuavo a lavarla per dritto. Le avete detto che lo sporco è all'interno? Sì, la 7ª volta. È così che si impara il mestiere. Anche questo edificio era un vecchio mulino. Si possono osservare ancora le chiuse che sbarravano la strada al fiume Meschio. Sulla riva opposta svolgeva la sua attività un marmista. La sega si muoveva azionata dall'acqua. Anche osservando i nomi delle vie si può capire qualcosa del passato. Questa via si chiama del Maniero, fin dal 1886, dal nome di un'antica villa fortificata di campagna, residenza dei feudatari vescovili della famiglia Dalla Torre. Che chiesa è questa? È antica? È la chiesa di Meschio. Intorno al 1300, sulla riva destra del fiume, fu eretta una cappella dedicata alla Vergine, chiamata Santa Maria del Cesor, cioè Santa Maria presso la chiusa, ma anche Santa Maria in Silvis perché è circondata da un bosco di roveri. La chiesa apparteneva alla parrocchia di Ceneda, che la affidò alla confraternita dei Battuti. Chi erano i Battuti? Entriamo in chiesa, ti faccio vedere una cosa. Quello è lo stemma dei Battuti. Era una confraternita medievale, un'associazione di persone che si dedicavano ad opere di penitenza corporale e a opere di pietà verso i bisognosi. La scuola dei Battuti di Meschio fu soppressa nel 1810 da Napoleone. Nei secoli la chiesa fu custodita dai Battuti. Verso la metà del 1500 fu quasi completamente rifatta, perché sempre di più erano i fedeli provenienti dal borgo abitato dai mugnai, artigiani contadini. Nello stesso periodo la chiesa si arricchì della preziosa tavola dell'Annunciazione. È un capolavoro di Andrea Previtali, pittore bergamasco, allievo di Giovanni Bellini. Il dipinto è firmato in basso a sinistra. Il grande pittore Tiziano si fermava spesso ad ammirarla per la sua bellezza. Sono da osservare i volti espressivi, l'equilibrio delle luci e delle ombre negli abiti. La cura millimetrica dei dettagli si può apprezzare negli abiti damascati, nelle maniche trasparenti, nei disegni geometrici dei tappeti. Un quadro nel quadro è il paesaggio collinare della Bifora. Vi è rappresentata la piccola scena di una volpe che uccide un volatile. Del Previtali non è l'unico capolavoro presente in chiesa. Nell'Ottocento vennero costruiti la cappella laterale e l'altare in marmo di Carrara, posti nella navata destra della chiesa e dedicati a Maria Madre della Divina Provvidenza. Al centro dell'altare si può ammirare un volto di Maria. Non sappiamo chi lo abbia dipinto, probabilmente è del Settecento. Gli studiosi dicono che è di ottima fattura e lo si vede nella dolcezza che esprime. Fino al 2008 il quadro era contornato da una cornice artistica in argento che, tolta per restaurare il quadro, ha fatto apparire un altro dipinto ottocentesco che rappresenta 4 angioletti. Nel Medioevo i Battuti, accanto alla chiesa, avevano costruito un luogo dove assistere i bisognosi e i viaggiatori. Per secoli la confraternita dei Battuti di Meschio si occupò della chiesa, del ricovero e del cimitero. Si trattava di una confraternita che arrivò a contare più di 1000 iscritti e numerosi beni. Con l'arrivo in Italia di Napoleone, molti beni religiosi furono confiscati, tra cui tutti i beni della confraternita che fu soppressa. Il 23 settembre 1828 moriva Monsignor Giampaolo Malanotti. Era un nobile veneziano diventato sacerdote. Lasciava un cospicuo patrimonio. Nel suo testamento stabiliva che dovesse essere impiegato a favore degli infermi e dei poveri di Meschio.
Veniva nominato pertanto come erede ed esecutore testamentario il comune di Ceneda, con la clausola che le decisioni fossero concordate con la Chiesa. Questa donazione di fatto sanciva la base per la nascita della casa di riposo. L'inaugurazione avvenne nel 1951. Nel 1855 vi fu ospitato anche l'ospedale civile. Durante il Novecento, la casa di riposo gestita dall'Istituto Cesana Malanotti accolse molti anziani malati mentali. La parrocchia di Mesco continuò ad essere vicina a questa realtà. Molti sono i ricordi dei giovani di allora legati a questo luogo. Sentiamoli. Vi ricordate qual era la struttura della casa di riposo? Era una struttura normale, ampia, dove c'erano sia donne da una parte e gli uomini dall'altra che erano ricoverati dentro e avevano tutta una struttura ben organizzata, perché c'erano le suore responsabili, c'erano le suore della misericordia, che erano loro responsabili di tutta la struttura, di come venivano gestite le situazioni. Che legame c'era tra la casa di riposo e la parrocchia? Il rapporto era molto, molto intimo, si può dire, perché le suore, oltre che a custodire e fare il loro servizio in casa di riposo, facevano il servizio anche in chiesa e pensavano a tutte le funzioni che si facevano in chiesa, aiutavano il parroco. E poi la casa di ricovero è stata chiusa, no? È andata su via a Costa e praticamente sono andate via anche le suore. C'erano delle attività che facevate in casa di riposo? Sì, eravamo come una famiglia, la parrocchia era molto attenta alle realtà della casa di ricovero, soprattutto per l'animazione, perché erano persone anziane, ammalate, quindi avevano bisogno di gente che creasse un clima vivo, un clima che le accogliesse, che si sentivano accolte. Quindi era un tutt'uno, diciamo. Poi c'erano le signore che andavano per cucire, poi si andava per cantare, si facevano anche dei concertini. Insomma, era un tutt'uno. Ragazzi, mi sono sempre chiesta cos'è questa montagnola. Era il metodo per conservare il cibo prima dell'invenzione del frigorifero. Per tutti quelli nati dagli anni 60 in poi, le ghiacciaie appaiono un fenomeno lontanissimo. Con ghiacciaia si intendeva quel luogo in cui si posizionava il ghiaccio per farla rimanere fredda tutto l'anno. Nell'antichità questi luoghi erano per lo più interrati e coperti da un tetto. Intorno alla ghiacciaia di solito c'era una zona boschiva che permetteva alla ghiacciaia stessa di rimanere all'ombra tutto l'anno. Direi che in una zona ristretta abbiamo scoperto molta storia. Che ne dice, prof? Abbiamo fatto un buon lavoro?